Buon pomeriggio dal Comunale di Mansuè, buon pomeriggio per il solito nostro consueto appuntamento dell'eccellenza, Girone B. Oggi siamo a Mansuè, come avete sentito, per Porto Mansuè e Clisse Careni Pivigina. L'hanno definita un derby ed è così perché è un derby tra trevigiane, questo tra Porto Mansuè ed Clisse Careni Pivigina. Ed è una partita che ci auguriamo naturalmente interessante e che possa dare degli sviluppi e che possa dare delle indicazioni sul futuro di questo campionato, di questo girone, il girone B. Tutte e due le squadre vengono da una prestazione diciamo altalenante, diversa. Porto Mansuè viene da una splendida vittoria collezionata a Borgorico contro il Borgorico United Campetra, mentre l'Eclisse Careni Pivigina ha perduto in casa per 3-1 domenica scorsa ed è una battuta a vuoto che non ci voleva per quanto riguarda appunto Massimo Malerba, il tecnico della formazione trevigiana, della formazione pievigina. E allora, prima di andare a vedere quali sono le formazioni, vi ricordo che la classifica è la seguente: vede la Godigese con 10 punti in testa, il Caerano e il Dolo sono a 9 punti e sono un po' le sorprese di questo girone sicuramente, soprattutto il Caerano che domenica, vi dicevo, ha vinto 3-1 in quel dell'Eclisse Careni Pivigina ed ha disputato un'ottima gara al termine dei 90 minuti, insomma niente da recriminare per la formazione di Bessegato, che con il primo gol tra l'altro dell'ex, ovvero Mognon, ha trascinato poi alla vittoria i suoi. Vi dicevo, Caerano e Dolo a 9 punti, insegue il Cavarzano con 8, altra ottima formazione che sarà poi la squadra che affronterà l'Eclisse Careni Pivigina nella prossima settimana. In casa il Porto Mansuè si trova a 7 punti con la Leo Oderzo, poi c'è la Piovese con 6 punti, Marosticense Borgo Valbelluna con 5, Sandonà con 4, Eclisse Careni Pivigina pure con 4, con il Borgoricco sempre a 4 punti. Giulia Sagittaria, Arcella Padova e Vittorio Falmec sono a 3 punti, un Vittorio che ha raccolto i primi suoi 3 punti con il nuovo tecnico in panchina, ovvero Mauro Conte, e quindi è andato ad espugnare il campo della Giulia Sagittaria vincendo per 1-0 e portando a casa i primi 3 punti che ci auguriamo non siano gli ultimi per il Vittorio Falmec che oggi gioca in casa contro l'Arcella Padova e potrebbe essere un'altra partita in cui poter vedere naturalmente un ottimo risultato, e se lo augurano un po' tutti, almeno i trevigiani, insomma, diciamo così, per il Vittorio Veneto. Chiude la classifica il Giorgione con 2 punti, è un Giorgione a fasi alterne perché in casa mette in difficoltà quasi tutte le squadre, poi invece in trasferta pecca di qualche cosina. Tra l'altro Biasin è corso ai ripari, andando proprio in settimana a incrementare la rosa e a sviluppare la rosa, quindi vedremo se avrà portato naturalmente benefici questi nuovi inserimenti, questo nuovo inserimento che è arrivato appunto a Castelfranco Veneto, al Giorgione. Andiamo a dare un'occhiata anche alle formazioni che i due tecnici hanno scelto di mandare in campo qui al Comunale di Mansuè. Sono queste, prima sorpresa per l'Eclisse, che poi tanto sorpresa non è perché manda in campo il 2007 portiere Falso, si chiama appunto di cognome Falso. Poi abbiamo Basso Gasparini Salomon, Segat Del Savio Faraon, Cotali Pavan De Zotti e De Faveri. Spicca anche la panchina di Janko Jürgen che tornerà a partire appunto dalla panchina. In panchina con Massimo Malerba troviamo Spadetto, Cazzaro, Bressan, Telesi, Janko per l'appunto, De Luca, Cociu, Nardi e Ravagnan. Questo l'11 e questa la panchina che ha scelto appunto il Massimo Malerba, tecnico dell'Eclisse Careni Pivigina.
Il Porto Mansuè risponde dal canto suo con la formazione che vede l'assenza soltanto di Sibiglia, non figura nemmeno tra i panchinari, quindi presumiamo che, e non ci sono state squalifiche in questa settimana nel campionato di eccellenza, quindi presumiamo che ci sia un problemino fisico per Sibiglia, che tra l'altro era l'ex di turno e avrebbe affrontato appunto la formazione dove aveva giocato negli ultimi anni. Il Porto Mansuè manda in campo questi 11: Bortignon, Fin, Salomone, Cesca, Zanon, Francescato, Soncin, Nicoletti, Pozzebon, Mello Corbellini e Canato. In panchina con Paolo Zoppas, il tecnico, troviamo Pizzolato, Gabrielli, Pirrone, Rigato, Granati, Cais, NFI, Spigariol e Parro Federico. Arbitra l'incontro il signor Fianco Nicolò della sezione di Verona, il primo assistente è il signor Nicolas Bacelle della sezione di Padova e il secondo assistente è il signor Marco Pascuzzi della sezione di Mestre. Ecco, queste quindi le indicazioni per questo derby che ci apprestiamo a vivere. Stanno entrando le squadre in campo, c'è la stretta di mano tra l'altro tra due ex compagni di squadra, insomma Bondonno e Malerba, che hanno giocato insieme, se non erro, a Conegliano, forse anche in altre squadre, però a Conegliano forse sì, e poi la stretta di mano con il tecnico Paolo Zoppas. Panchine sistemate, le abbiamo viste entrare per prima quella dell'Eclisse Careni Pivigina, sta entrando adesso la panchina del Porto Mansuè, mentre fanno il loro ingresso in sicuramente questa, ovvero il Porto Mansuè. Per quanto riguarda le altre, mancano un po' l'appuntamento su tutte il Sandonà ed il Borgoricco, che annaspano un attimino in questo inizio piuttosto difficile di campionato. Sta per iniziare la gara qui a Mansuè tra Porto Mansuè e Eclisse Careni Pivigina. Batterà il primo pallone, toccherà il primo pallone la formazione ospite, con De Faveri pronto a mettere in moto i suoi compagni. Si controllano le reti, già fatto, tutto è a posto, la terna arbitrale mi pare che sia al proprio posto, controllano i cronometri e poi tutto è pronto per dare il via a questa gara che sta per partire tra Porto Mansuè ed Eclisse Careni Pivigina. Fischio dell'arbitro e si comincia con le due formazioni che vanno subito a fronteggiarsi, con il pallone che gira indietro per quanto riguarda la formazione di adesso è passato Sibiglia, quindi infortunato, presumiamo, insomma, con un piccolo problemino per Sibiglia, che va a salutare i suoi ex dirigenti in panchina dello scorso anno, degli anni passati. Ancora la manovra per le maglie bianche del Porto Mansuè, che manovrano con il numero 5 Segat. Lancio lungo in avanti, attenzione, arriva Falso con palla che forse stava per essere trascinata fuori dalla sua area di competenza. Vi dicevo, Falso è un portiere che è arrivato quest'anno in quel di Pieve di Soligo, è un classe 2007, da un fisico veramente imponente, è un buon portiere sicuramente. Oggi gioca con questa regola, insomma, dei fuori quota, quindi attenzione, viene in avanti ma viene fermata l'azione della formazione del Porto Mansuè, quindi si riprenderà con una rimessa in gioco con le mani, sempre per quanto riguarda il Porto, che manovra sulla propria metacampo e adesso ci prova con Cesca a far viaggiare i suoi. Cesca mette a terra la palla con Fin dalla parte opposta, ancora in mezzo per trovare il numero 5 Zanon, che manovra facendo giocare un po' in orizzontale un po' tutta la linea della difesa, e quindi può provare a manovrare. Lancio lungo che però non riesce a mettere a terra il numero 6 Riccardo Francescato, palla che va controllata e va giocata adesso con le mani da parte della formazione della Eclisse Careni Pivigina, con De Zotti che non riesce a tenere lì lo stop. Riprende palla ancora la compagine di casa con Fin, che torna indietro dalla parte opposta per trovare il proprio compagno, manovra con Zanon sul pallone, Nicoletti che arretra, viene a prendersi la palla, è capitano e Nicoletti quest'oggi. Non c'è Granati che parte dalla panchina, quindi Nicoletti con la fascia rossa di capitano sul braccio.
E allora arrivano anche il presidente della Liventina, diciamo così, che si è fermato proprio sotto di noi a salutare gli amici e gli sportivi in questo caso. Colpo di testa ancora difensivo del Porto che blocca sul nascere il tentativo. Allora abbiamo la Leo in vantaggio, sul Cairano per 1-0, il primo gol della giornata di questo girone B. Con le mani l'Eclisse che non trova sbocco, non trova un compagno libero, allora De Zotti cerca di inventare qualcosa ancora sulla fascia, ma la palla termina fuori con Gasparini. Andiamo a scoprire poi com'è la linea difensiva della formazione. Sì, Gasparini è tornato sulla fascia, aveva giocato in queste prime partite più al centro, forse c'era il fallo di Canato che si è trovato di fronte al suo diretto avversario, l'arbitro lascia correre giustamente, fa andare con il tentativo di portare palla su Gasperini. Gasperini ancora deve tornare indietro perché non ci sono sbocchi. Non ci sono sbocchi per la formazione di casa. Allora arriva dentro adesso il tentativo del numero 11 Canato, che però incespica e la palla termina sul fondo. Nessun problema per l'Eclisse che prova a manovrare adesso dal basso, ancora con il rinvio di Alberto Falso, portiere che non vuole partire dal basso, cerca il rinvio alto e lungo, viene chiamato anche da Massimo Malerba, il tecnico dell'Eclisse. Il rinvio è buono, lungo, oltre la metà campo, però è preda di Nicoletti che di testa manovra ancora per cercare di mettere in movimento Pozzebon. Niente da fare, attenzione a questo tentativo di manovra ancora dal basso con qualche difficoltà, con Segat che va sul portiere ancora, e allora Falso tutto dalla parte opposta per trovare lo sbocco, va su Gasparini, torna indietro Gasparini perché arriva a dare una mano a Cotali in mezzo al campo, alza la testa, prova la sventagliata, sì, è buona per il numero 9 della formazione di casa, Pavan, che domenica scorsa quando è entrato ha fatto molto bene, è partito dalla panchina dando qualcosa in più nel periodo in cui è rimasto in campo. Non riesce a controllare palla De Zotti e per lui è un grave errore questo, insomma, con i piedi che si ritrova. Palla che rimane ancora preda del Porto Mansuet che manovra dalla parte opposta adesso della tribuna. Cerca di portare in avanti palla, anche il Porto si trova però con un groviglio di uomini, se poi le immagini dall'alto, se poi Enzo riuscirai a dare un'occhiata completa, si poteva vedere appunto un groviglio di uomini tutti ammassati qui sulla metà campo, quindi è logico che non ci siano sbocchi, non ci siano buchi da centrare, come in questo caso rischioso Falso che in effetti va a perdere il pallone con il rinvio, poi il tentativo di 1-2 un po' velleitario per favorire l'avanzata di Francescato che non riesce a raggiungere il pallone e si ferma sul fallo laterale. Ancora Francescato con la palla tra le mani, cerca un compagno libero, si è fatto vedere Nicoletti, non gli ha dato palla, poi ancora Canato che non riesce lo scambio e c'è il fallo in azione, diciamo, di ripartenza difensiva da parte di Francescato stesso, quindi palla che viene fermata, bloccata, e allora la punizione a favore dell'Eclisse Careni Pievigina che gira dalla parte opposta e prova ad andare ancora da Falso. Che a sua volta gira sul 4 numero Salamon, lancio lungo in avanti, blocca tutto, palla che viene. L'arbitro si era un po' arrabbiato perché il pallone era stato allontanato da dove voleva che il gioco venisse ripreso. Ancora in avanti Zanon che alza la testa, guarda la posizione dei suoi, poi trova in mezzo Pozzebon che gira tutto sulla fascia destra del campo a spingere ancora Salomone indietro, nulla di fatto, e allora dunque dall'altra parte con Finn per Soncin, ancora per Finn.
Zanon. Vedete come le linee sono estremamente occupate, tutto bloccato in mezzo al campo, è una lotta qui trovare una posizione giusta. Attenzione attenzione a De Zotti che spinge in avanti, va a trovare la posizione, non lo trova Basso che era fuori forse il pallone, ma Pavan se ne va e viene fermato a sua volta da Francescato bene con il lungolinea, però altrettanto bene Segat che blocca tutto, e poi c'è Del Savio che in mezzo al campo fa viaggiare Gasperini per la fascia, ancora sulla fascia sinistra del campo, spinge con il numero 4 Salamon, nulla di fatto, palla persa, e allora può ripartire. Attenzione, bravo Pozzebon che si gira bene, viene trattenuto ed è il fallo per quanto riguarda il Porto. Se n'era andato molto bene Pozzebon girandosi sulla finta. 8 minuti e 41 di gioco, con il risultato chiaramente ancora fermo ed inchiodato sullo 0-0. Francescato mette a terra questa palla, poi prova ad involarsi, non riesce perché c'è la deviazione di Basso che gli mette in calcio d'angolo, ed è il primo calcio d'angolo mi pare per quanto riguarda la formazione del Porto Mansuet. Porto alla battuta con il numero 10 Mello Corbellini che ha dato le ultime indicazioni, un groviglio di uomini anche in mezzo all'area, primo palo con il tentativo di Soncin di andare alla deviazione, non riuscito, ma c'è il tocco poi in calcio d'angolo di Faraon, quindi palla ancora per la battuta del calcio d'angolo a 2. È un po' il solito movimento del Porto Mansuet con Mello Corbellini che si fa dare palla, mette dentro questo pallone molto buono, il tentativo, il colpo di testa di Soncin che stava per completare il suo colpo di testa, palla che fortunatamente per la difesa dell'Eclisse Carini Pievigina si è smorzata lì davanti, però attenzione, si è arrabbiato anche Malerba, perché giustamente non è possibile lasciar colpire così facilmente, anche se molto bravo Soncin a girare palla, però nulla di fatto. Ancora con questa palla che viene scalzata in avanti per Canato, anticipato, De Zotti che prova la ripartenza, De Zotti per Pavan, troppo lungo. Era un po' in pensieri De Zotti perché stava rientrando su di lui l'ex, tra l'altro compagno Nicoletti, che lo stava braccando da dietro. Poi palla invece perduta per quanto riguarda il tentativo di far viaggiare sulla fascia il suo compagno di squadra. Ancora Zanon, bella la sventagliata su Francescato che è partito tardi. Sì, si arrabbia giustamente Zanon perché era logico che provasse questa sventagliata in avanti, ed era logico anche che Francescato si muovesse decisamente prima. Lo sta riprendendo dal centro del campo, ma ha tutte le ragioni. E allora ci prova Falso adesso a portare in avanti, a far andare in avanti la sua squadra. Hanno scelto di non partire dal basso con il rinvio oltre la metà campo che arriva, però c'è ancora il colpo di testa di Nicoletti a bloccare tutto, palla persa, e allora in avanti il numero 11 De Faveri della formazione ospite, bloccato sul nascere il tentativo di portarsi dalle parti di Bortignon. Ancora bene questo pallone lanciato verso la corrente Salomone, che però non ce l'ha fatta, guadagna soltanto un fallo laterale. Battuta con le mani Zanon che mette in avanti, attenzione perché si gira bene Pozzebon, il tentativo di pallonetto provato da Soncin. Ha provato il pallonetto, ha provato a trovare il secondo palo, non c'è riuscito, palla che è terminata abbondantemente alta sopra la traversa di Falso. In avanti ancora la formazione dell'Eclisse che prova a muovere questa palla. Sì, adesso lo riprende con Faraon che lancia lungo verso Pavan, che è braccato da Francescato che gli ferma sul nascere l'azione in fallo laterale. E allora adesso qualche consiglio anche da parte di Paolo Zoppas, tecnico del Porto Mansuet. Fin, poi Basso
De Zotti cerca di andarsene, ancora l'ausilio di Basso, stoppato, fermato. C'era il fallo, sì, l'arbitro lo ha visto, c'era il fallo di Segat sul numero 9 Pozzebon, che era sceso moltissimo per venirsi a prendere questa palla, ha fatto e ha preso un fallo utilissimo per reimpostare ancora l'azione dal basso per quanto riguarda la compagine del Porto Mansuet. Zanon, è sempre lui che prova a dettare i ritmi e i lanci di questa gara. Prova l'imbucata, ci riesce molto bene Pozzebon dalla parte opposta, Pozzebon che va a pescare ancora Soncin, poi il pallone, il rientro viene bloccato, viene messo in calcio d'angolo ancora per quanto riguarda la formazione di casa, che guadagna il suo terzo calcio d'angolo se non erro, con il numero 10 Mello Corbellini che va alla battuta dalla bandierina, si avvicina per il solito schema il numero 8, anzi no, era Nicoletti, che era il numero 6 Francescato, che si era avvicinato, lo raccoglie adesso la palla, prova ad andarsene ancora con la palla messa dentro e c'è la deviazione dell'alto falso che mette in calcio d'angolo ancora dalla parte opposta. È un buon momento questo per la formazione di casa, da una parte e dall'altra del campo, destra e sinistra, e come stavo per dirvi, appunto, Paolo Zoppas davanti alla sua panchina adesso ha chiesto di girare come stanno facendo adesso appunto i palloni. Ancora la battuta dal calcio d'angolo, primo palo ancora, Soncin, evidentemente è uno schema questo, insomma, di andare a trovarsi il primo palo, dove per 2 volte si è presentato già Soncin, e allora Mello Corbellini tutto dalla parte opposta per manovrare ancora, con il capitano Nicoletti che offre il pallone a Cesca in mezzo, bravo, si muove bene, poi rallenta Canato, nulla di fatto, e allora palla messa a terra, e allora il numero 2 Finn decide che si può ripartire dal Bordignon, con Bordignon in completo verde. C'è Malerba che sta pilotando proprio a vista Pavan, perché lo vuole in marcatura e in pressing alto sul numero 4 Cesca, lo sta proprio pilotando a voce, pilotando a vista in questo caso. Ancora dalla parte opposta prova ad uscire bene con Basso che si mette in proprio, Basso traversone, tutto dalla parte opposta, anticipato ancora dal numero 3 Salomone, palla che termina in fallo laterale, e allora con le mani l'Eclisse. Pallone perso, e allora il trio davanti del Porto Mansuet chiamava l'alzata delle linee, così non è stato, e quindi può ripartire la formazione dell'Eclisse con questo tentativo di andarsene sulla fascia, non riuscito, e allora manovra ancora il Porto con Pozzebon che viene trascinato a terra, forse c'è anche un fallo, un colpo al piede, un colpo alla caviglia, però insomma mi pare che il problema sia la tirata di maglia, per cui Pozzebon se n'è andato a terra. Zoppica leggermente, ma presumo che non sia nulla di grave, in effetti è così. E allora c'è il calcio di punizione battuto sul solito Zanon, che poi va in linee orizzontali per Cesca, ancora Zanon che vuole palla lui, non vede nessuno però, e allora prova l'imbucata sul capitano Nicoletti, che è stato anticipato dal suo diretto avversario, arriva molto bene Salomone in fase difensiva, dà il pallone al proprio, attenzione, con Canato che è dovuto rientrare dalla sua posizione per andare a prendersi questa palla in azione difensiva. Ancora Zanon con la Marosticense che passa per il momento a dolo per 1-0.
il secondo gol del girone in questo momento, traversone lungo, palla che viene gettata fuori e allora ancora con i colpi di testa in fallo laterale. Cesca, Fin e Francescato. Si ritorna su Fin. Cesca che ha preso il posto di Zanon perché Zanon si è spostato leggermente più avanti. Qui c'era il fallo di Francescato che l'arbitro vede e allora si riprenderà a giocare con una punizione a favore dell'Eclisse. Si erano scambiati la posizione brevemente Zanon e Fin, poi adesso è tutto normale con Fin che è ritornato tra l'altro in marcatura quando c'è da marcare De Zotti, sullo stesso De Zotti. Bortignon, rinvio lungo che però è preda ancora dell'Eclisse che perde l'attimo giusto poteva anche tentare il tiro, non se l'è sentito e allora guadagna ancora però in fase di uscita il pallone con Basso per Pavan, ancora per Basso che vuole ritornargli la palla, però Basso non c'entra bene, allora nulla di fatto con il tentativo di ripartenza adesso di Bravo Pozzebon a giocarla a terra, ancora Pozzebon, tutto dalla parte opposta a memoria con Francescato che vuole provare a spingere, traversone ancora dalla parte opposta per il numero 3 di casa Salomone, Filippo Salomone, palla che però viene sprecata, però molto bella l'azione di ripartenza dalla propria metacampo lanciati verso l'area di rigore difesa da falso, molto bella però conclusa molto male dobbiamo dire, insomma con questo tiro che è finito alto sopra la traversa. Nulla di fatto, si gioca ancora quando sono passati quasi 20 minuti, ovvero 19 minuti e c'è il Borgo Valbelluna in vantaggio a Borgo Ricco per 1-0. Certamente non è un ottimo momento, non è un buon momento per gli uomini di Stefano Esposito del Borgo Ricco che torna sotto ancora anche in questa partita. Però c'è tanto tempo da recuperare, nessun problema. Viene in avanti ancora la formazione dell'Eclisse, li vorrebbe un pochino più alti in pressing Zoppas che adesso allarga le braccia perché aveva chiamato anche lui a vista Nicoletti perché venisse un attimo a stringere la marcatura un pochino più alta, così è stato, però è stato poi saltato facilmente e allora può ripartire Soncin che si allunga la palla, Nicoletti che poi va a rimediare, poi non riesce invece Canato a tenersi questo pallone, allora riparte l'Eclisse con il numero 7 Faraon che manovra su Pavan che punta l'uomo 1 contro 1, Pavan che cerca De Zotti che si gira ancora per Pavan, c'è libero sulla fascia e in effetti lo vede Faraon, eccolo Faraon che viene contratto però molto bene dal suo diretto avversario, attenzione con Falso che anticipa tutto in uscita veramente perentoria con una buonissima palla questa, una buonissima imbucata per il numero 11 Faraon e per il numero 11 Canato che però è stato anticipato nettamente dal portiere Falso dell'Eclisse Careni Pievegina. Può giocarla ancora con Cotali in mezzo, cede palla Cotali per il numero 4 in maglia rossa che poi torna per linee orizzontali per servire Del Savio ancora indietro per Cotali che alza la testa, sventagliata in avanti, molto buona per Pavan, vediamo se la mette a terra, non la tiene. Era un pochino troppo lunga questa palla con una sventagliata su Pavan che non è riuscito a controllarla, però molto bene. Adesso Zoppas ne approfitta per parlare con Pozzebon per chiedere da quello che vediamo che Francescato stia un pochino più alto per dare appoggio o perché quando scende appunto Pozzebon come in questo caso, ecco Pozzebon che scende in avanti, non gli dà la palla, doveva dare la palla sulla corsa sicuramente a Canato, non è riuscito ad effettuare questo scambio, si arrabbiano un po' tutti in tribuna, ma insomma per chi sta in tribuna è un pochino più facile rispetto a quelli che stanno in campo. Fuori gioco
Si alza la bandierina per la formazione del Porto, che viene quindi agevolata da questo stop per il fuorigioco di un giocatore dell'Eclisse. Prova a manovrare Zanon ancora, alza la testa, non vede nessuno che si muove tranne Nicoletti, che poi gli ritorna la palla, e allora Zanon sceglie l'imbucata alta, però è un pochino troppo lunga. E poi c'è sempre Falso che gioca da libero aggiunto, possiamo dire, perché anche in questo caso forse avrei aspettato un attimino prima di uscire così dalla porta, però è andato fuori, ha messo palla fuori, palla in fallo laterale lungo, quindi nessun problema. Rimessa in gioco con le mani per il Porto, che prova con Fin e poi con Zanon che alza ancora, chiamato dal centro, era Soncin che si era mosso, non è stato servito. 1-2 in area con Nicoletti per Canato, che poi non trova lo specchio della porta, nulla di fatto, e quindi siamo al minuto 23esimo con questo tentativo di Canato che non trova la porta, e allora si spreca sul fondo questo tiro. Ancora Nicoletti che va in fase difensiva a cercare di recuperare, ci riesce anche a recuperare la palla perché è l'ultimo tocco di un giocatore dell'Eclisse, e allora in avanti ancora con Soncin che fa viaggiare Francescato bloccato con il pallone che va sulle gambe di Basso giura e spergiura che l'ultimo tocco sarebbe stato di Francescato. L'arbitro e il guardialine non sono dello stesso suo avviso. Adesso Basso però ha ragione, perché il rinvio lungo viene pescato da Fin che va a cercare di giocare molto bene, tra l'altro con questo tentativo di Salomone riuscito in uscita, poi bloccato tutto perché ci sono solo maglie rosse nella metacampo. Esce anche Bordignon con il pallone che viene scodellato, forse c'era il fallo alle spalle, ma questi non si fischiano più. E allora in avanti ancora, attenzione, il tentativo di Pavan anzi era De Faveri che voleva incunearsi nell'area di rigore, ma non c'è riuscito. Viene fermata l'azione dell'Eclisse. Faraon che blocca tutto, mentre Malerba chiama calma e tranquillità, vuole che i suoi giochino, e in effetti non vuole il lancio lungo né su De Zotti né su Pavan, e allora prova a giocarlo dal basso ancora per ripartire in avanti con Basso che spinge, Basso che chiede l'ausilio e l'aiuto subisce il fallo. Pavan va a terra sul fallo di Francescato, e quindi si riprende a giocare con una punizione a favore della formazione dell'Eclisse. Non è d'accordo Francescato, ma il fallo ci stava tutto. Alla battuta basso De Zotti che ritorna indietro per Cazzaro, anzi era Segat, scusatemi. Faraon, De Zotti che perde il pallone, poi il fallo per riprenderlo, il fallo su Cesca. Si riprenderà con una battuta della formazione in maglia bianca, la formazione di casa, mentre è rimasto a terra un giocatore, mi pare Nicoletti, il capitano a terra, che si rialza. Nessun problema per lui, lo aiuta anche Cotali. (26esimo minuto) con il risultato fermo sullo 0-0 qui a Mansuè, tra Porto Mansuè ed Eclisse Careni Pivigina. Zanon su Fin, ancora Zanon, imbucata per trovare, riuscito, Canato per Pozzebon, si gira molto bene ed è il gol
ed è il gol per quanto riguarda la formazione di casa, che trova un bel triangolo tra Canato e Pozzebon, poi il servizio per il giocatore che è andato immediatamente al tiro, si è girato, non sembrava un tiro imprendibile quello di Mello Corbellini, mi pare, e quindi non sembrava un tiro così imprendibile, però è stato molto ben angolato, e quindi sì, è Mello Corbellini che è andato al gol per quanto riguarda la formazione di casa. Al 27esimo minuto Mello la sblocca, e quindi adesso vediamo come reagirà la formazione dell'Eclisse, la formazione di Malerba contro questi 11 appunto del Porto Mansuet, che hanno sbloccato al 27esimo minuto di gioco la gara con il gol di Mello Corbellini, con un tiro che non sembrava fortissimo, però molto, molto angolato, e quindi non ce l'ha fatta falso alla deviazione a parare questo gol, e quindi a parare questo tiro. Quindi ottima risoluzione per quanto riguarda la formazione di Zoppas, che torna in avanti ancora con questo tentativo messo in area di rigore, poi il tentativo e il colpo di testa di Basso per allontanare, guadagna soltanto una rimessa in gioco con le mani Francescato che prova a manovrare con l'azione, con l'aiuto di Canato, il colpo di testa, anzi era Pozzebon, non riuscito dalla parte opposta. Soncin fa a sportellate con De Faveri, riesce a guadagnare il pallone Soncin, poi il fallo, e c'è l'ammonizione anche per un giocatore della formazione dell'Eclisse, il numero 4 ammonito, il numero 4 è Salamon che ha atterrato Mello Corbellini, l'autore del gol, che decisamente stava meglio prima di questo fallo, però mi pare nessun grosso problema, dovrebbe rientrare facilmente in gioco ed in mezzo al campo. Sì, lo vediamo già pronto a ricevere addirittura anche il pallone. Vediamo se invece viene scelto il traversone lungo. In area ci sono 6 uomini in maglia bianca e una miriade, 8 uomini in maglia rossa, e hanno la meglio i rossi in questo caso. Palla che viene scodellata fuori per Finn che voleva ritornare da Mello Corbellini, che deve impegnarsi per un colpo di testa per cercare di spedirla all'interno. Soncin ancora è bravo per il colpo di testa, gli ritornano la palla con Canato che la lascia scorrere, fa male ancora Soncin in fase di ripiego, non riesce a riprendere il pallone la formazione di Malerba, e allora palla tra i piedi del numero 1 di casa al 30esimo minuto di gioco, con il risultato che è mutato 1-0 per il Porto Mansuet. Soncin e adesso Zanon. Nicoletti riesce in qualche maniera a riconquistare palla su un buco che aveva fatto. Poi Pavan che se ne va, bisogna stare attenti a Pavan perché è un peperino e soprattutto è velocissimo, lo avete visto anche in questo frangente, è stato bloccato soltanto dal ritorno prepotente di un giocatore della formazione del Porto Mansuet, rinvio di Portignon sul tentativo di colpo di testa molto bene di Basso, che anticipa tutti, anche il suo compagno di squadra. Pavan ancora per Basso, questa volta c'è il fallo di Mello Corbellini che si è fermato giustamente, e poi però il fallo l'aveva già commesso, quindi giusta la decisione dell'arbitro, il signor Nicolò Fianco della sezione di Verona, che è coadiuvato, lo ricordiamo, dai signori Nicola Sbacelle della sezione di Padova e Marco Pascuzzi della sezione di Mestre. Manovra l'Eclisse ancora nello stadio comunale di Mansuet. Basso, Faraon che non trova lo stop, poi invece Cotali che va al tiro
però questa volta per quanto riguarda questo tiro non c'entra la porta. 32esimo minuto di gioco ed è ancora il vantaggio del Porto Mansuè per 1-0 con gol al 27esimo trovato da Mello Corbellini. Zanon si fa vedere Nicoletti, non lo serve lungo con Francescato, il colpo di testa, la spizzata, la lascia andare basso perché dice io non l'ho toccata, quindi sarà mia la rimessa in gioco con le mani, e così è. Basso cercava De Zotti, però non lì, e allora può manovrare ancora. Cotali va indietro da Falso che cambia il lato di gioco, prova a trovare ancora De Zotti in mezzo al campo, lo trova e fa viaggiare, ma questa era una buona palla data da Salamon. Era una buona palla data da Salamon, ma altrettanto bene è uscito Bortignon, l'esperto Bortignon, classe 1993, uno dei vecchi, diciamo così, tra virgolette, ed esperti del Porto Mansuè. Zanon. Palla che viene controllata e ancora De Zotti per Faraon che non riesce a prendere il pallone, viene bene anticipato da Finn e quindi Finn rimane a terra su questo intervento in scivolata. Intervento in scivolata di Finn sul numero 7 Faraon. Una volta questi falli, o meglio questi interventi, si lasciavano andare, anche secondo me non c'era nemmeno il fallo, azione di gioco insomma che ci può stare, e ci può stare anche la punizione che Zanon va alla battuta. Ancora Zanon, partono tutte da lui le impostazioni di gioco per quanto riguarda la formazione di casa dal basso. Pareggia il Borgorico 1-1 dopo essere andato in svantaggio. Messo a terra Pozzebon e allora si riprende con una punizione all'altezza della metà campo da parte della formazione di casa, che batte in velocità questo pallone con Salamone. Si torna indietro su Zanon, c'ha Finn a fianco, però preferisce imbucare. Nulla di fatto lo scambio con Nicoletti che è bravo ad andarsela a riprendere. Pozzebon che cerca di girarsi, poi Canato di testa indietro per Nicoletti, si oppone con il proprio corpo il giocatore dell'Eclisse Careni Pivesina, che rimane a terra perché c'è stata questo tiro di Nicoletti che è finito sul petto di un giocatore appunto dell'Eclisse Careni Pivigina, che è rimasto a terra. Ci sono due uomini a terra, uno per parte, quindi adesso entrano i massaggiatori. Mi pare che si sia chiamato anche... no, non serve il massaggiatore in casa Eclisse. Cotali si rialza mentre rimane a terra invece l'uomo del Porto Mansuè, che si rialza adesso fortunatamente. Ne approfittano per dissetarsi. Era Pozzebon, eccolo qui Pozzebon che si rialza. Anche per lui nulla di grave, quindi si può giocare con Mello Corbellini sul pallone. L'arbitro va a far... sì, ha detto chiaramente che potrà rientrare soltanto quando lo dirà lui, visto che c'è stato l'ausilio appunto del massaggiatore. Mello Corbellini, a fianco c'è Cesca, due uomini in barriera chiesti da Falso.
siamo anche abbastanza lontani, mette dentro questo pallone, la palla che termina abbondantemente fuori, nulla di fatto, e adesso può rientrare, come detto, anche Pozzebon che rientra in campo, quindi 11 contro 11 ancora una volta. Gasparini torna indietro su Del Savio che manovra, poi De Zotti viene fermato in prima battuta, poi tutto di esterno molto bene con Pavan che prende palla, Pavan sulla fascia destra del campo, punta l'uomo 1 contro 1, poi converge verso il centro, arriva da dietro, forse c'era il fuorigioco, no, l'arbitro e il guardialine non dice nulla, con Faraon che prova ad andare a mettere questo traversone. Poi tutti volevano il calcio d'angolo e invece il guardialine dice che si riprenderà con una rimessa dal fondo, una rimessa per il portiere, quindi una rimessa a favore del Porto Mansuet. Manovra ancora la formazione di casa in vantaggio dal 27esimo minuto del primo tempo, con Zanon adesso che manovra ancora su Finn indietro per Bortignon, che allora decide di andare tutto dalla parte opposta. Nicoletti, Zanon e l'imbucata per il numero 11 Canato. C'è stata una leggera deviazione, si è anche sentito in campo, del corpo di un giocatore che ha frenato e ha spostato leggermente il pallone, quindi nulla di fatto per l'imbucata di Zanon, che ormai è solito in due. Perdono palla quelli del Porto Mansuet, poi la riguadagnano e allora ripartono ancora con Canato che cerca di andarsene in mezzo a due, non riesce a trovare spazio. Buono l'anticipo netto di Soncin, rimane a terra De Faveri colpito in questo anticipo, ma non c'era fallo. Si fermano però i giocatori dell'Eclisse, deve buttare fuori palla però, palla che era già uscita, era già fermato quindi il gioco. Non aveva fischiato l'arbitro l'anticipo netto di Soncin, che sicuramente avrà colpito anche la caviglia del giocatore De Faveri dell'Eclisse, però ci si è fermati poi. Risultato di 1-0 quando siamo al 39esimo minuto di gioco e c'è l'Arcella in vantaggio a Vittorio Veneto per 1-0. Mi dicevo che ci sono dei risultati ancora abbastanza strani alla quinta giornata di campionato del girone B dell'eccellenza, con qualche squadra che ancora non è al pieno della forma, qualche squadra che ancora non ha rodato il tutto e quindi sta ancora facendo fatica, come il Vittorio Veneto che ha avuto un inizio shock, e quindi, o come il Borgorico che sta facendo un pochino forse più fatica del dovuto e del supposto. Viene ritornata la palla da parte del Porto Mansuet, forse ci stavano bene anche gli applausi, ma il pubblico forse è un po' distratto in questo momento e allora può giocare falso con palla sulla orizzontale, ancora falso che cercherà il rinvio lungo, no, lo trova su Basso in appoggio, Basso che prova ad andarsene, si complica la vita, perde palla perché poi c'è tutto da solo Canato che voleva servire forse dalla parte opposta Pozzebon, si è messo in mezzo anche Francescato, palla che viene toccata, nulla di fatto, quindi può ricominciare l'Eclisse. Sbagliato il rinvio lungo. Zanon, Finn, ancora Zanon, imbucata solita per Canato che si gira molto bene, Soncin che gli dà sostegno, ancora per Canato, palla che va sul fondo, viene toccata da qualcuno? No, quindi palla che verrà rigiocata con una rimessa lunga da parte del portiere falso. Segat, rinvio lungo, nulla di fatto, bloccato De Zotti da Zanon,
E allora De Faveri che va a cercare fortuna dalle parti di Soncin, che gli controlla la palla che esce in fallo laterale, quindi sarà rimessa in gioco con le mani per i padroni di casa che manovrano con Zanon per Finn, ancora Zanon, è buona, Nicoletti torna indietro, Finn si arrabbia, non so se avete potuto sentire l'urlo dalla panchina di Malerba. Canato, Pozzebon non riescono a trovarsi, palla che viene bloccata, adesso pallone che viene fermato, c'è un cambio? C'è un cambio, c'è la maglietta in mano da parte del DS, c'è, mi pare, Gasperini dalla parte opposta, entra Janko, 11-16, allora quindi De Faveri, entra Jürgen Janko che è partito dalla panchina quest'oggi, si è fatto male De Faveri, quindi che lascia il campo accompagnato dal massaggiatore e rientra. Entra in gioco Janko. Vediamo come si sistema adesso l'Eclisse. Probabilmente non cambia nulla perché Janko va al posto di De Faveri. Vediamo se poi Janko verrà al centro e lascerà andare sulla fascia o De Zotti o Pavan. Sì, in effetti è così. Quindi Pavan va sulla fascia opposta a quella dove ha lavorato fino adesso e quindi Janko in mezzo, Pavan, De Zotti e poi Faraon a sostegno. Insomma, questa è la linea. Si ritorna a giocare con quella che era stata anche la formazione di inizio dell'Eclisse Carini Pivigine, insomma, nelle precedenti gare. Falso, imbucata pericolosissima questa di Falso con Cotali che non trova sbocchi, buono però la sua finta, se ne va, poi gli blocca un po' parzialmente il rinvio, c'è Gasparini con le mani, ancora per Cotali, Gasparini, palla fuori, rimessa in gioco con le mani, vediamo quanto ci sarà di recupero, probabilmente un paio di minuti potrebbero anche esserci visto qualche infortunio che c'è stato e quindi qualche blocco. Janko che prova la sua prima sgroppata in avanti andando a cercare fortuna dalle parti di Bortignon, nulla di fatto, con Canato che non riesce a mettere a terra il pallone, nulla di nuovo. Vediamo se alzano il... sì, e allora vediamo. 2, avevo ragione. Un paio di minuti per quanto riguarda i blocchi di prima, insomma gli infortuni che c'erano stati in precedenza. Attenzione all'uscita pericolosissima della formazione dell'Eclisse Carini Pivigina che perde palla, la guadagna Nicoletti che di prima intenzione molto bene. Rigore. C'è calcio di rigore, l'ha preso, se l'ha preso in testa e quindi secondo me ha giudicato il fallo per il colpo con la mano dato. Non voglio dire nulla, ma continuo a dire che la giovane età 2007 porta questi portieri forse molte volte ad essere un po' supponenti, ad essere un po', ripeto, io non giocherei così alto, poi non, per carità, il ruolo è cambiato, tutto quello che volete, però portiere che lascia la porta in quel momento deve essere strasicuro di prendere il pallone, non come in questa occasione. Secondo me il fallo ci stava e quindi sul dischetto del rigore va Pozzebon, che è un po' lo specialista di casa, Pozzebon, e va da una parte il pallone, dall'altra il portiere, quindi non c'erano problemi per Pozzebon, ormai è uno specialista lui, quindi ok. Bene, secondo gol per la formazione del Porto Mansuè che timbra con il minuto 46 per il gol di Pozzebon su calcio di rigore.
calcio di rigore che secondo me, poi avremo modo di rivederlo con le immagini, ma secondo me ci sta tutto, soprattutto per il gesto di Falso. Mi dispiace perché è un portiere giovane, per carità, 2007, però ripeto, c'è questo modo di vedere il gioco del portiere ormai che è un po' estraneo al mondo vecchio del calcio. Guardate adesso dov'è ancora una volta Falso. Duplice fischio dell'arbitro, il signor Fianco, Nicolò Fianco della sezione di Verona, che dice che può bastare così. Si va negli spogliatoi sul 2-0 per la compagine di casa al 27esimo del primo tempo Mello, al 46esimo del primo tempo Pozzebon. Linea alla regia.
Ben trovati e ben ritornati in collegamento qui da Mansuè per Porto Mansuè Eclisse Carini Pivigina. Il risultato dopo i primi 45 minuti di gioco è fisso sul 2-0 con i gol trovati al 27esimo del primo tempo da Mello Corbellini e al 46esimo del primo tempo da Pozzebon. Colgo l'occasione per rettificare in quello che avevo detto durante anche il secondo gol, quello del rigore, perché abbiamo riguardato le immagini ed effettivamente da una occhiata un po' più analizzata, insomma, di queste immagini sembra che Falso non abbia toccato minimamente il giocatore e quindi non doveva essere rigore, non doveva essere calcio di rigore. Poi non lo so che cosa abbia visto o non abbia visto l'arbitro e quindi il rigore è stato dato e quindi il gol di Pozzebon che ha trasformato appunto il calcio di rigore, quindi portando sul 2-0 la formazione del Porto Mansuè contro l'Eclisse. Stanno rientrando in campo i giocatori, sono quasi tutti rientrati, controllo delle reti con solido da parte dei guardialini e degli assistenti di linea dell'arbitro, che è il signor Fianco Nicolò della sezione di Verona, mentre i due guardialini sono Nicolas Bacelle della sezione di Padova e Marco Pascuzzi della sezione di Mestre. Sta per ricominciare la gara. Il secondo tempo, si parte dal 2-0 ottenuto dopo 45 minuti di gioco, anzi 47 per la precisione, visto i due di recupero che ci sono stati nel primo tempo. Pronto a partire con il fischio dell'arbitro che sta aspettando l'ok del suo guardialine e quindi poi dovremmo, eccolo qui, si riparte con il parziale di 2-0 per la formazione di casa. Mello Corbellini tocca il primo pallone del secondo tempo, palla lunga in avanti, scodellata, colpo di testa, anticipo con il piede, ancora Mello Corbellini che guarda tutto solo dalla parte opposta, molto bene, però poi viene chiuso con Ianco che va a prendersi la punizione sull'anticipo in gamba tesa, in gamba alta del suo diretto avversario. Palla che viene messa per la punizione, va indietro la formazione di Malerba. Segat tutto su Basso che ancora sventaglia dalla parte opposta. Palla che termina tra le braccia di Bortignon. In avanti ancora, Ianco in pressing altissimo, commette fallo. L'arbitro richiama verbalmente Ianco perché in effetti è il secondo fallo, diciamo così, in pressing altissimo del giocatore, quindi l'arbitro lo ha richiamato facendogli guardare anche il cronometro. Penso, dice, sei entrato da un minuto, insomma sono stati due fischi già. Pozzebon trattenuto, poi palla indietro, può giocarla su Soncin che perde il pallone e allora può manovrare ancora la formazione di casa con il colpo di testa di Mello Corbellini che cerca di metterla giù. De Zotti lo anticipa con Ianco che apre sulla fascia cercando Basso che prova a pungere in avanti, non ci riesce, viene fermato subito con ancora il tentativo di imbucata da parte di Salamon, anticipato il diretto avversario, quindi nulla di fatto, ancora in avanti molto buona con Falso che va a riprendersi questo pallone. Cotali, Segat per Del Savio per Gasperini. Del Savio che prova il rinvio però troppo lento e va in marcatura
Pozzebon deve andare più indietro, dice l'arbitro a Gasparini, e allora Gasparini va alla rimessa in gioco con le mani. Ianco anticipato da Soncin, poi palla che rimane a favore degli ospiti con Soncin che ancora ci mette la gamba sullo stesso Ianco che adesso va a guadagnare la sua posizione. Attenzione con il rinvio da una parte all'altra del campo. Basso che prova a mettersi in proprio ancora per l'ennesima volta, prova a puntare Basso, poi non riesce l'ultimo passaggio, palla che viene fermata. Pozzebon in mezzo a due cerca di girarsi e trova una proficua rimessa in gioco con le mani. Di prima intenzione, così via senza guardare. Buono l'anticipo netto ancora una volta su Pavan da parte del numero 3 Salomone, Filippo Salomone, classe 2001, 3 minuti e 46. Vediamo che c'è un po' più di veemenza nell'approccio da parte dell'Eclisse Carini Pievigina, che deve certamente portarsi in avanti, deve cercare di quantomeno accorciare le distanze per poter dire ancora qualcosa in questa gara che si è messa bene per il Porto Mansuet con i 2 gol trovati al 27esimo e al 46esimo del primo tempo. De Zotti, Basso, Faraon, la mette dentro Faraon, troppo lunga per Pavan dalla parte opposta. Soncin tiene bene il pallone, poi è brutto il rinvio, però insomma buona. Poi c'è il fallo, di Canato che spinge e manda a terra Del Savio. Si era arrabbiato Malerba chiedendo all'arbitro di guardare il fallo che era appena stato commesso. Palla dalla parte opposta, vediamo se l'arbitro poi ha intenzione. No, non ha intenzione di richiamare verbalmente Malerba, quindi vuol dire che o non l'ha sentito o lascia correre, insomma, per il momento. Ancora in avanti con Salamon che non sa dove andare con il pallone, allora ritorna da Segat su Basso, ancora Basso, supera la metà campo, Cotali Basso, non ci sono spazi e ci sono enormi difficoltà per quanto riguarda l'Eclisse di trovare dei varchi dove penetrare. Anche questa palla non ci stava, poi arriva a sospingere bene con Pavan, attenzione, si mette in proprio, attenzione a Pavan perché è velocissimo. Pavan indietro per De Zotti, ancora per Gasperini che alza la testa, mette dentro questo bel pallone che viene anticipato poi dal diretto avversario che non si accorge di Bortignon in uscita e non gli lascia la palla, e allora è Finn che regala un calcio d'angolo alla formazione ospite del Eclisse con De Zotti. Poco vicino c'è Pavan che riceve palla, la mette dentro Pavan ancora sul primo palo, palla messa fuori, poi il tentativo di andare al tiro di Cotali poi subisce il fallo e allora c'è una punizione ancora lì. Vediamo. Allora, se fossimo stati come domenica scorsa in quel del D'Agostin, direi che la posizione utile è favorevole per De Zotti, che in effetti ha segnato domenica scorsa, però leggermente più vicino di quanto sia la posizione adesso. Qui siamo sui 27-28 metri. Era a bordo, però attenzione, deve fare attenzione Bordignon, ma è un portiere esperto, quindi conoscerà sicuramente De Zotti. Allora vuole 4 uomini, 5 uomini in barriera giustamente, perché conosce De Zotti, e quindi vediamo. C'è sulla palla Ianco, ma penso che non andrà Ianco al tiro. Vediamo se invece mi cancella quello che ho detto.
De Zotti che aveva cercato di passare la barriera, non c'è riuscita e quindi nulla di fatto per l'occasione dell'Eclisse, che adesso perde palla. Era buono, non era fuori gioco perché era al di là, e quindi eccolo che va dentro, ma molto bene Segat, che contiene ancora il pallone. Poi un po' di confusione nel rinviarlo, questo pallone permette al Porto Mansuet di riguadagnare la sfera e di riproporsi ancora, però vuole giocarla con calma. Zoppas dalla panchina frena i suoi, dice di ricominciare, e allora Bortignon che lancia ancora sulla fascia con Finn che ce la mette tutta per recuperare il pallone, ci riesce anche in 2 occasioni, poi a palla per Segat, viene allontanata. De Zotti viene a riprendersela ancora l'Eclisse che manovra. De Zotti con Gasperini tutto di qua, e allora viene a spingere dalla parte opposta dove suggerisce anche Malerba di provare a spingere, poi Gasperini perde questo passaggio, nulla di fatto con Pozzebon che invita alla corsa, però era un po' troppo in ritardo. Ancora una volta Francescato che non si capisce con Pozzebon, palla che va in fallo laterale. C'è una rimessa in gioco con le mani da effettuare da parte della formazione in maglia bianca del Porto Mansuet, e mi pare che ci sia in panchina qualche movimento, ma ancora in avanti Pozzebon gira dalla parte opposta, traversone, bravo falso che va a terra e fa sua la palla. Spinge basso De Zotti, per Faraon che con qualche difficoltà riesce a far arrivare la palla del Savio. Faraon che viene a riprendersela, palla che rimane fuori, Soncin l'ha solo guardata. Gasperini la suggerisce per De Zotti che poi l'appoggio non riesce bene a prendersela Cotali che sta salendo di quantità e di qualità, con questa palla che viene scodellata in mezzo. Faraon che forse commette fallo, l'arbitro è lì vicino e lascia andare, adesso blocca tutto, fuori gioco segnalato dal guardialine dalla parte opposta alla tribuna, ed è il signor Marco Pascuzzi della sezione di Mestre che ha alzato la bandierina e bloccato il tentativo appunto della formazione del Porto Mansuet. Cerca di riportarsi in avanti ancora il Porto con le mani Francescato. Ancora indietro, palla lasciata lì, persa da Mello Corbellini, poi la riguadagna molto bene Cesca. Il pubblico di casa Eclisse dice che c'era il tocco con le mani. Attenzione a questa avanzata della formazione dell'Eclisse, buono il recupero in fase difensiva da parte di Cesca, che va con il colpo di testa, anzi era Salmone mi pare, che va con un colpo di testa a favorire Bortignon nella presa. Soncin per la palla che rimane lì sulla fascia, può giocarlo l'Eclisse con il numero 6 del Savio. Ancora un tocco a centrocampo, guadagna una punizione Cotali, tutto dalla parte opposta. Prova a manovrare ancora l'Eclisse con Segat che va su basso. C'era De Zotti per Faraon, il pallone ancora riconquistato da basso, trattenuto per la maglia in più di un'occasione, l'arbitro ha lasciato andare, allora se ne va, cerca di andarsene ancora una volta Canato che non cede palla, non la dà immediatamente al suo compagno di squadra Pozzebon. Si arrabbia Canato perché voleva il fallo.
L'arbitro era lì vicino, fallo non l'ha concesso e allora può ripartire in avanti ancora la formazione ospite con Janko che si perde, con Zanon e poi Soncin che controllano la palla. Soncin lancia lungo dalla parte opposta, ancora in avanti per il tentativo di impostare questa azione, va sul fondo, vogliono palla fuori, c'è il tentativo ancora di trovare il secondo palo da parte della formazione di casa, portiere che si era allungato, però in ogni caso è andata fuori veramente di pochissimo questa occasione per la formazione dei padroni di casa del Porto Mansuè. Ancora Soncin in fase difensiva, mette il pallone in fallo laterale, lo gioca Gasparini, poi ancora con il numero 6 del Savio a manovrare per Segat che allora prova l'idea di Basso che si mette in proprio lancio lungo, c'è il fuorigioco l'arbitro però sembra non averlo visto. C'è un'ammonizione intanto per un giocatore, il numero 5 mi pare Zanon, che è finito sul taccuino dell'arbitro, e quindi c'è una punizione guadagnata da parte della formazione ospite dell'Eclisse Careni Pievigina. Se ne incaricherà ancora una volta De Zotti. Vediamo se sceglierà di andare al tiro, anche se la distanza è aumentata rispetto alla punizione di prima, oppure se proverà uno schema particolare. Vediamo. De Zotti intanto sulla palla, si avvicina anche Janko che suggerisce qualcosa a De Zotti, forse il passaggio per lui, 4 uomini in barriera, va sulla fascia, cerca di mettere dentro questa palla, guadagna un angolo, è il secondo calcio d'angolo per la formazione ospite, con De Zotti e Pavan sempre vicini. De Zotti pronto alla battuta, De Zotti sul secondo palo, palla che termina abbondantemente sul fondo, nulla di fatto, aveva cercato di impensierire Bortignon con questo traversone, nulla di fatto, vi dicevo, e quindi si continua sul 2-0 quando sono trascorsi 15 minuti di gioco, 15 e 18 per la precisione qui a Mansuè. Ancora nello strettissimo Soncin, la stessa azione di prima, con 2 uomini su di lui a raddoppiarlo immediatamente, palla che era riuscita anche a filtrare lungo linea, scusate il gioco di parole, poi palla che viene riconquistata dal Porto Mansuè. Faraon va a terra sul fallo di Nicoletti. Segat, De Zotti. Segat. Faraon tutto dalla parte opposta, molto bene. Basso che la mette dentro, altrettanto bene. Poi il tentativo, palla che era uscita, nulla di fatto. E c'è Zopas, mi pare, che comanda un primo cambio dalla panchina. Mi pare sia Kais il prescelto. Vediamo Kais al posto di mentre Zopas ha detto a uno dei suoi giocatori appunto di accelerare il riscaldamento, probabilmente per un secondo cambio. Soncin su Mello Corbellini, conquista palla, la tiene Mello Corbellini, indietro tutto, buona la finta, e allora può spingere in avanti ancora la formazione di casa con Nicoletti.
tiro di Canato un po' mangiucchiato, nulla di fatto, c'è il cambio, quindi entra Kais, e vediamo al posto di chi, se cambia e dà respiro a uno delle due punte, o a Pozzobon o a Canato, oppure effettua un altro cambio. Vediamo che cosa ha in mente. C'è il cambio anche per l'Eclisse. Allora è il posto di Pavani. E il Cavarzano passa in vantaggio 2-1 contro la Giulia Sagittaria. Intanto Finn, palla in fallo laterale. Vediamo se cambierà qualcosa con questi due cambi. Insomma, per quanto riguarda il Porto Mansuè è soltanto un cambio, insomma, tra le punte. Sta pallone viene lasciato andare un po' troppo in scioltezza da parte di Soncin, palla che sarà il fuorigioco comunque a bloccare tutto, però sta di fatto che un pallone lì che gravita in area di rigore non lo lasci passare così, fuorigioco o non fuorigioco, lo devi allontanare. Pallone ancora giocato dalla formazione del Porto Mansuè, che prova a rilanciare in avanti ma viene bloccata sul nascere dalla difesa dell'Eclisse, che sposta in avanti anche Del Savio che richiama palla, poi la scodella lui in mezzo all'area per quanto riguarda il Porto Mansuè. Prende palla Mello Corbellini sulla linea, palla che termina fuori, quindi nessun problema per il Porto, che con le mani in manovra ancora. Kais di testa a spizzare, Pozzebon che guadagna un'ottima rimessa in gioco. C'è Salomone con le mani, Pozzebon centrale per trovare Mello Corbellini, non trovato, ancora il colpo di testa di Salomone, palla che termina in fallo laterale. Con le mani la gioca Gasparini sul numero 4 Salamon, che a sua volta prova ad andare dalla parte opposta verso basso. Faraon si gira bene, poi ancora per basso che viene anticipato in un primo momento, poi guadagna palla per De Zotti che cerca l'imbucata verso Ianco, che viene anticipato dal suo diretto avversario. Nulla di fatto, c'è un fallo, l'arbitro lascia correre perché giudica la spinta troppo leggera, quindi non fallosa. In avanti ancora Del Savio, palla lanciata verso il campo, verso la porta difesa da Portignon nella formazione di casa, ed è il rinvio lungo con Kais che mette a terra il pallone, fa viaggiare il suo compagno dalla parte opposta, il cross trovato ma non c'è nessuno, c'è solo Faraon, solo maglie rosse con Mello Corbellini che era un pochino più avanti rispetto al traversone effettuato da Pozzebon. Nulla di fatto, guadagna una rimessa in gioco con le mani la formazione dell'Eclisse, che prova ad uscire dalla chiusura dove l'ha costretta il Porto. Questa palla buttata via, fortunatamente non arriva nessuno per quanto riguarda il Porto Mansuè, quindi palla ancora manovrata dalla formazione dell'Eclisse, che lavora con Del Savio. Ancora Cotali si mette in proprio,
De Zotti che non riesce a mettere giù questo dannato pallone che gli rimbalza davanti al proprio piede, con Gasperini che converge verso il centro, nulla di fatto ancora per Cotali, sempre per linee orizzontali, con il numero 4 Salamon, tutto dalla parte opposta, e allora c'è Finn che non ci pensa due volte, palla in calcio d'angolo, con qualche incomprensione in difesa da parte del Porto Mansuè che sta protestando. C'è qualche giocatore che sta protestando con il proprio compagno di squadra. Attenzione Cotali, questa palla, è incredibile quello che è successo, è incredibile, perché c'è stata una deviazione che ha fatto danzare la palla proprio davanti a Portignon, poi c'è il tentativo di deviazione da parte di Segat, non è andato, ma è andato alto, quindi però è incredibile, insomma, una disattenzione, più che comunque buona l'azione, buono anche il cross fatto partire dalla destra verso la sinistra, purtroppo non c'è stata la deviazione giusta da parte degli avanti dell'Eclisse. Ancora a buttare palla in avanti Mello Corbellini con De Zotti per, attenzione, per Cotali che guadagna palla, va sul fondo, ancora questo pallone lanciato lungo, tutto un traversone da una parte all'altra del campo, 25esimo minuto di gioco con il risultato fermo sul 2-0 per il Porto Mansuè, che effettua un altro cambio. 10-14, quindi fuori Mello Corbellini, dentro il numero 14 che è Pirrone, quindi fuori Mello Corbellini che riceve sentiti applausi dal pubblico, ha fatto una buona gara e quindi bene il ritorno in panchina per Mello Corbellini. Quindi allora c'è con la rimessa in mano, con le mani da parte della difesa del Porto Mansuè, che getta in avanti il pallone che è conquistato dalle maglie rosse dell'Eclisse, anticipo molto bene da parte di un giocatore del Porto Mansuè che poi se ne va da solo, poi ritorna indietro, ci aveva fatto una bellissima cosa, poi si è complicata la vita con questo pallone, con questo tocco sbagliato, quindi nulla di fatto per la compagine di casa. Eclisse con le mani del Savio, ancora palla che termina fuori, il tentativo di raggiungere il pallone calciato da Segat da parte di Gasparini di Basso non è riuscito. Ci sarà un altro cambio in casa Porto Mansuè, sta per entrare il numero 19 Spigariol, vedremo al posto di chi. E rinvio sulla fascia ancora, se ne va il numero 17 De Luca, che viene trattenuto per la maglia, e viene anche ammonito il numero 4, ammonito Cesca, mentre c'è un cambio, appunto vi dicevo, nelle file del Porto Mansuè. Vediamo 7-19, quindi esce Soncin, entra il numero 19. Bene Soncin ancora, anche in questa partita è uno degli elementi di maggior spicco e di maggior esperienza per quanto riguarda appunto la rosa di Zoppas, quindi rientra in panchina Soncin ed entra il numero 19 Spigariol.
Ianco cerca di andare avanti in mezzo a due, Ianco non passa e allora trova il suggerimento sul numero 3 Basso. Era una bella azione questa, con Faraon che ha provato nella deviazione volante, invece ha trovato il difensore del Porto che gli ha messo in calcio d'angolo. È il terzo calcio d'angolo mi pare per la formazione ospite, con con De Zotti che aveva fatto un bel cross tutto dalla parte opposta, da portiere a portiere. Si gioca ancora, vediamo il minuto che è il 29esimo, quasi alla mezz'ora di questa gara, che è ferma sul 2-0 dal 46esimo minuto del primo tempo, con i gol al 27esimo di Mello Corbellini e al 46esimo da Pozzebon. Tutto dalla parte opposta c'è Kais, ancora Kais che viene in avanti, Kais vuole fare da solo e alla fine viene premiato, dopo aver perso il pallone in un primo colpo. Al secondo tentativo ce l'ha fatto, 29esimo del secondo tempo, il gol di Kais, che va a trovare la seconda rete stagionale per lui, perché ha segnato anche domenica scorsa, quindi c'è il gol di Kais, che era subentrato al numero 11 Canato. Timbra il cartellino Kais, terzo gol, 3-0 per la formazione di casa, 3-0 con l'Eclisse che un po' affranta da questo gol, perché stava sviluppando forse il miglior momento della partita, con numerose azioni che avevano visto la palla gravitare e girare intorno all'area di rigore appunto di Bortignon. Così purtroppo non è stato. Su una ripartenza devastante del Porto Mansuet c'è il 3-0 firmato da Kais, palla che viene anticipata e viene corretta in deviazione da parte di un giocatore, ma c'era la posizione di fuorigioco, quindi si ferma tutto inutile, quindi si può riprendere a giocare con una rimessa dal fondo da parte di Bortignon, Jari Bortignon, portiere che lo scorso anno militava nella Marosticense. Kais va a prendersi questa palla, la deviazione con il colpo di testa, ancora Kais, galvanizzato dal buon gol effettuato. Ancora Kais che prova ad andare al tiro al volo, e in questo caso ho visto il Kais dei tempi migliori, perché ci avrei giurato che avrebbe tentato quel colpo nelle sue corde, tra l'altro, perché da settore giovanile posso testimoniare in gol spettacolari del Kais, che è datato 1994, quindi esperienza anche per Kais, con numerose comparsate, diciamo così, in squadre di Serie C. Entra il numero 18 al posto di Cesca. (4-18) anche per la formazione di Pieve di Soligo, con Salamon che scambia il 5 con il tecnico Malerba, al suo posto il numero 18 Cociu, e quindi adesso prova a giocare con due punte serie lì davanti, diciamo serie perché sono sulla carta, con a sostegno De Zotti. Questo potrebbe essere gli ultimi. Attenzione a Ianco, perché quando lo vedo partire in questa maniera mi fa sempre paura, molto paura, ma per il fatto che poi viene ammonito. Ianco che è partito dalla panchina in questa gara,
mentre viene anticipato dalla parte opposta Kais, dopo il gol galvanizzato il giocatore. Palla che viene rigiocata ancora con le mani dal numero 19, Spigariol. Cerca un compagno libero, lo trova con l'appoggio sul numero 18 NFI Karim, palla che termina fuori, nulla di fatto, e quindi si può rigiocare con questa palla rischiosa. Il palleggio va a complicarsi la vita, poi guadagna fortuna sua il fallo basso e quindi può giocare dalla parte opposta ancora con Gasperini che scodella in avanti, in due a cercare di colpire la palla. Nessuno dei due, né Janko né Koču, però sono riusciti a prendersi il pallone. Attenzione a Janko che aveva capito quali erano le intenzioni del giocatore del Porto Mansuet, stava andando a prendersi questa palla, poi arriva Koču adesso sulla fascia destra del campo, spinge un pochino, non trova però il pallone, anzi è lui l'ultimo a toccare palla e a metterla in fallo laterale, palla che viene giocata con le mani da parte della compagine di casa. 34 minuti, a mezz'ora passata da 4 minuti, con il terzo gol che ha un po' stroncato le velleità di Pieve. Ancora in avanti, Koču di testa, Janko che la mette a terra, poi c'è un po', non so se ci sia la deviazione, no. Si va alla rimessa in gioco dal fondo da parte di Bortignon. Era buona l'azione, comunque una sponda di Koču per il tentativo di girata al volo di Janko, purtroppo palla che è volata abbondantemente sopra la traversa, quindi nulla di fatto. Ci sarà un altro cambio, mi pare in casa Porto Mansuet, è stato richiamato un altro giocatore, quindi vedremo tra poco, anche se Zoppas ha detto di aspettare un attimino e vedremo il da farsi. Ancora Koču che stoppa palla, la mette a terra, la prende in due tempi, poi si fa anticipare dal suo diretto avversario, tira la maglia di Cotali sul proprio avversario, su Pozzebon mi pare, quindi niente da fare, nessun problema tra Cotali e Pozzebon che si scambiano il 5, quindi niente problemi. In avanti ancora con Nicoletti che tiene palla e tiene botta in mezzo al campo, Pozzebon che fa viaggiare Kais sulla fascia destra del campo, buono l'invito, fuori gioco per il giocatore del Porto Mansuet. Nulla di fatto su questo tentativo di ripartenza da parte delle maglie bianche di casa. Cotali tutto di là, Cotali mette a terra poi per basso per Faraon che torna indietro, Segat, ancora del Savio, Segat che imbuca per Janko che cerca la deviazione di testa non trovata, e allora Koču che se ne va, viene atterrato, c'è il fallo da parte di un difensore del Porto Mansuet, del numero 19, Spigariol appena entrato. Poi c'è un cambio, allora abbiamo il numero, esce per l'Eclisse, esce Faraon, mi pare, esce Faraon per il numero 14. Ah no, il 2 è il 13, sì, esce Finn per il numero 13 che è Gabrielli. Mentre il Conegliano 7-14, il Conegliano cambia Faraon e inserisce il Pieve mette il numero 14. Ho detto Conegliano perché il Conegliano giunge notizia che ha perso in quel di Portogruaro per 2-1. Non una bella
partita quella del Conegliano di Nico Pulsetti quest'oggi. De Zotti, Gasperini, salta l'uomo, va in mezzo all'area di rigore, va fino in fondo, poi la palla termina fuori, nulla di fatto. Un po' sterile questa azione cercata e voluta da Gasperini, però poca cosa. 38esimo, 7 minuti più recupero al termine, con Bortignon che chiama i suoi compagni pronti al rinvio lungo di Bortignon, che arriva però dalle parti, non passa la metà campo, deve suggerirla di testa ma non passa il pallone. Poi Ianco che la mette a terra con un buon stop volante, altrettanto bene questo passaggio, entra bene ma c'è Bortignon che blocca tutto e quindi non si passa con questa azione ben giocata però dall'Eclisse, con il rinvio lungo di Bortignon oltre la metà campo, con il colpo di testa di Segata a interrompere le trame di gioco del compagine di casa, in avanti con Kais che in scivolata blocca la ripartenza, Nicoletti per Pozzebon per Kais che si invola, poi guarda dalla parte opposta, nulla. Palla che cercava un compagno lì in mezzo, non c'era nessuno dei due, né Pozzebon né il numero 19 Spigariol, quindi palla che si perde nel nulla, quella lanciata da Kais. In avanti ancora la formazione dell'Eclisse, viene bloccata Nicoletti, colpo di testa, Kais la tiene, poi dietro per Nicoletti ancora. Si può giocare con pallone che viene manovrato dalle parti di Bortignon, che va al rinvio lungo oltre la metà campo, cerca la spizzata di testa Kais e ci riesce parzialmente, palla che ritorna indietro, vuole che si muova la palla il tecnico Zoppas. 40° minuto di gioco, quindi ci saranno almeno 4 minuti di recupero, quindi attendiamo ancora un attimo per lasciare la postazione e poi provare ad andare appunto in mezzo al campo per le interviste di rito ai due tecnici. Mette dentro questo pallone, ancora palla che sfugge via, Pozzebon, tentativo di andarsene con pezzi pregiati di bravura, Gasperini la mette dentro, il colpo di testa in calcio d'angolo per il quarto calcio d'angolo della formazione di Pieve di Soligo, che ha stretto un po' i tempi e ha aumentato un po' i giri, però lo stesso Kais in azione difensiva che permette la ripartenza alla formazione di casa con Spigariol con il numero che viene in avanti, poi viene bloccato, fa anche fallo sul proprio uomo, quindi nulla di fatto, aveva perso la palla. Quindi 41esimo di gioco, con il risultato sempre di 3-0 per la compagine di casa, che ha raccolto e sta raccogliendo 3 punti importanti, 3 punti che la portano a 10 in classifica, e quindi buona la situazione. Insomma, va a completarsi un po' quello che dicevamo all'inizio del campionato, quali squadre insomma dovranno lottare per la vittoria finale. Il Porto Mansoè è una di quelle, chiaramente, mentre l'Eclisse Careni Pievigina è una formazione che cerca la sua identità e la sua posizione lì in mezzo alla classifica, naturalmente. Si ferma ancora l'azione di gioco, mi pare che si sia completato, insomma, che siano completati anche i cambi, anche se ci sono ancora 4 giocatori dell'Eclisse che si stanno allenando, che si stanno ancora muovendo, mentre da parte della formazione di casa non c'è più nessuno, quindi evidentemente cambi conclusi per Zoppas. De Zotti che non molla, viene in avanti, cerca il traversone per trovare Cociu, ma si era fermato per uno sbaglio però di De Zotti, insomma la palla era troppo in avanti e quindi nulla di fatto.
Siamo al 43esimo minuto di gioco per quanto riguarda la gara. Muove ancora Segat. Rischiosissimo e pericolosissimo, in effetti riesce ad andarsela a prendere questa palla il numero 14 Pirrone ancora con il pallone tra i piedi, tutto dalla parte opposta, ha rischiato l'eclisse l'imbarcata ancora una volta e fortunatamente pallone riconquistato, poi rigiocato, e vediamo se si può scendere negli spogliatoi per effettuare appunto le interviste di rito. Diamo un'occhiata alla rigioca ancora, fallo. Fallo in mezzo al campo. Seguiamo questa punizione, poi andiamo ad intervistare i due mister in mezzo al campo. Kais che si gira, ha guadagnato un calcio d'angolo, seguiamo anche questa battuta e vediamo quanti minuti di recupero ci sono. 4 come avevo detto, quindi 4 minuti di recupero. E allora seguiamo questo calcio d'angolo battuto da Spigariol, messa dentro la palla che arriva sui piedi di Zanon. Si arriva sui piedi di Zanon, va al tentativo di tiro non riuscito ancora per giocare questa palla, niente da fare. Allora scendiamo negli spogliatoi, a tra poco. Allora, tra 2 settimane sono qua. Il 2 novembre sono qua. Andato recupero? Grazie. 24. Attento, no! Era fare i giochi delle cose. Dai, insisti!
Occhio! No, sono qua. Triplice fischio arbitrale, partita che si conclude con la vittoria della formazione di casa, il Porto Mansuet, e vediamo se riesco ad avere subito o Zoppas o Malerba. Da là. No. Allora, mister, altra vittoria dopo quella di Porto di Borgorico. Diciamo che il buon momento continua, ma avete fatto una buona gara. Sì, oggi volevamo confermare quello che era stato fatto domenica scorsa a Borgoricco e abbiamo fatto sicuramente un buon primo tempo, abbiamo trovato i 2 gol, poi il secondo tempo siamo stati forse un po' troppo bassi, però insomma stavamo aspettando la palla giusta per ripartire, l'abbiamo trovata e anche oggi con chi è entrato dalla panchina è stato decisivo, così come l'era stato domenica scorsa, e quindi continuiamo così. Sì, ce l'avevamo detto durante il precampionato, insomma, hai le soluzioni per portare nuovi schemi e anche nuove idee in campo, e anche oggi si sono viste. Sì, ho tanti uomini più che altro, uomini dal punto di vista proprio umano, prima ancora che calcistico. Davide Kais è forse il primo tra questi, è stato decisivo appunto domenica scorsa, è stato decisivo anche oggi entrando dalla panchina, quindi ci sono tutti i presupposti per lavorare bene e spero per continuare così. È un campionato che ancora non ha preso fisionomia. Sì, si dice che il campionato vero inizia quando cambia l'ora, però insomma noi cerchiamo di farci trovare pronti, l'obiettivo è crescere domenica per domenica. Bene, bocca al lupo, Grazie buon mille, lavoro, ciao. grazie a Paolo Zoppas. Abbiamo Massimo Malerba che ci ha aspettato e quindi arriva ai nostri microfoni. È un 3-0 pesante. Cioè, è venuto su una gara che forse avreste potuto fare qualcosa di meglio, come la reputi? No, è stato un primo tempo studiato così e quindi dovevamo aspettarli per cercare di colpire in ripartenza. Siamo stati puniti sul primo gol, che è stata una e poi il secondo gol, che è il rigore, che sono proprio curioso di rivederlo. Io perché in diretta ho detto che c'era, poi ho riguardato le immagini, secondo me non c'era. No, non c'era, punto, perché l'abbiamo visto anche noi, non c'era, e quindi poi sai, 2-0 contro una squadra comunque che sa difendersi bene e anche attaccare bene, come una signora squadra. Poi è difficile, secondo tempo sembra di aver fatto comunque una buona prestazione, la reazione c'è stata, però non è servito molto. Sì, è vero, la reazione c'è stata, perché nel secondo tempo forse loro avevano tirato qualcosa indietro, però voi li avete in certe occasioni chiusi là davanti, e anche con buone trame di gioco. Ma noi abbiamo subito forse due tiri in porta, abbiamo subito 3 gol, stessa cosa di domenica scorsa, però insomma si va avanti, ma le cose bisogna farle con più cattiveria. Io da tanto che lo predico, ma faccio fatica. Anche perché sono giovani, Massimo, no? Sono giovani, però questa è una giustificante che serve a poco, perché giovani o non giovani le prestazioni devi farle, e quindi bisogna cercare di tirare fuori più cattiveria. Ho visto che c'è stato lo scambio di 5 con il tuo amico Bonocchio, scusami, il secondo del Sì. Ecco, sì. Sì. E poi c'era il Cavarzano a spiarvi, quindi Sì. domenica Domenica è una partita, sì.
abbiamo una partita dura anche quella, però insomma tutte le partite sono dure, quindi si va avanti. Andiamo avanti? Sì, certo che sì. In bocca al lupo, Massimo. Grazie. Grazie. Ciao. Bene, concludiamo con Massimo Balerba che ha commentato per noi questo 3-0 e come dicevamo appunto c'era il Cavarzano a studiare naturalmente l'Eclisse Careni Pievigina, perché domenica prossima saremo in casa appunto contro proprio il Cavarzano per continuare il campionato e questo girone B. Linea definitivamente la regia sul 3-0 di Porto Monsuè contro l'Eclisse Careni Pievigina.